Eder. Mech. Pallister. Da Trieste arriva ancora una volta un fatto di cronaca giudiziaria che riguarda il mondo dei locali. Un 46enne, originario della provincia di Napoli ma residente da anni in Friuli Venezia Giulia, è finito di nuovo nei guai in una vicenda che ruota attorno a un ristorante. La finanza, riproponendo il filo di un'indagine avviata anni fa dalla Polizia di Stato, ha disposto la confisca dell'attività. Secondo gli accertamenti, per avviare e gestire il locale sarebbero stati utilizzati almeno 200.000 euro provenienti dallo spaccio di cocaina. E il punto chiave qui non è soltanto la confisca in sé, ma il profilo che emerge. L'uomo, descritto come vicino ad ambienti campani del crimine organizzato, risulta condannato proprio nel 2021 per associazione a delinquere finalizzata alla produzione e il traffico di sostanze stupefacenti. Oltre al ristorante, ora affidato alla gestione di un amministratore giudiziario, gli è stata confiscata anche un'auto, una Mercedes classe R 320. Nel fascicolo inoltre vengono richiamati molteplici precedenti penali per reati come minaccia, truffa, appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta. In base a questo quadro e alla normativa antimafia, gli inquirenti avrebbero ritenuto elevata la pericolosità sociale del soggetto. C'è poi un dettaglio che per chi si occupa di antimafia economica è un campanello classico: la ristorazione come vetrina formalmente pulita. In questa vicenda, infatti, viene indicata la presenza di una cosiddetta testa di legno come rappresentante legale, al posto di un'effettiva riconducibilità al soggetto condannato. Dopo la confisca, il ristorante viene descritto come depurato da influenze criminali e portato avanti anche e soprattutto per tutelare le posizioni lavorative del personale dipendente. Quindi, se lo Stato si prende il bene, lo mette sotto amministrazione e prova a salvare lavoro e legalità insieme. Ed è qui che possiamo ricollegarci al caso Resinovic, perché da tempo nel racconto pubblico attorno alla scomparsa di Liliana la ristorazione compare come sfondo ricorrente: locali, ex gestioni, persone che ruotano tra banconi, cucine e conoscenze. C'era la famosa nuova Dodina legata alla gestione del figlio di Sebastiano Visintin e chiusa nel 2021 proprio a dicembre, lo stesso mese in cui Liliana scompariva. E poi c'è la figura del ristoratore Buonocore, legato a una pizzeria chiusa da anni, ma citato perché in un racconto emerso di recente avrebbe riferito a Sebastiano che Liliana gli avrebbe chiesto dei sacchi neri, chiedendogli anche di non dirlo al marito, come fosse chissà quale segreto. Ora l'operazione della finanza nell'Isontino non dimostra nulla sul caso Resinovic, però aggiunge un tassello di contesto. Ancora una volta, nel nord-est un'attività di ristorazione finisce al centro di dinamiche opache, con soldi illeciti, prestanome e una condanna che cade proprio nel 2021, cioè nello stesso anno che per la vicenda Resinovic è diventato un cratere temporale. È una coincidenza, potrebbe essere solo una coincidenza, ma quando stai ricostruendo il clima e i fili narrativi che si intrecciano attorno a Trieste e dintorni, è un elemento che merita di stare sul tavolo, senza forzature e senza processi mediatici. E ora passiamo alle note dolenti, perché Claudio Sterpin risulta ricoverato da 2 giorni in ospedale nel reparto di chirurgia dopo aver subito un intervento. Nelle prime ore si era diffusa molta preoccupazione perché si parlava di condizioni serie. Adesso il quadro viene descritto con un discreto ottimismo. La famiglia è in attesa di parlare con il chirurgo che ha effettuato l'operazione per avere un riscontro chiaro sulle condizioni reali e sulla fase di recupero. L'intervento, come riferito, è stato eseguito in anestesia locale. Nelle prossime ore arriveranno a Trieste anche alcuni parenti che vivono in Lombardia. In attesa di ulteriori notizie, l'augurio è che tutto vada bene e che Claudio possa ristabilirsi quanto prima. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.